Il Veneto è la seconda regione d'Italia per infortuni sul lavoro. Nel solo 2023 ne sono stati denunciati quasi 70.000, 101 sono stati mortali. E nella giornata in cui edili e metalmeccanici di CGIL e UIL hanno indetto 2 ore di sciopero dopo il tragico crollo e le morti di Firenze, ci saranno iniziative e presidi in tutti e 7 i capoluoghi di provincia della regione. Per Venezia, dove gli infortuni sul lavoro sono stati più di 11.000 nel 2023, è previsto dalle 16.30 alle 18 un presidio di fronte al municipio di via Palazzo a Mestre e la richiesta di un incontro con il sindaco Luigi Brugnaro. Non è più accettabile che le persone escano la mattina per andare a lavorare e non facciano ritorno la sera. Per questo noi chiediamo alle istituzioni, alle forze politiche, alle forze istituzionali di prendere in carico questo problema e di affrontarlo in maniera decisa. Servono assunzioni, servono risposte per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e serve soprattutto intervenire su tutto il sistema degli appalti che scarica proprio sui lavoratori i costi di questo sistema. La sicurezza è un diritto e deve essere garantita ad ogni lavoratore. Servono formazione ed investimenti sulla sicurezza sia dentro che fuori dalle fabbriche. Chiediamo una migliore e costante vigilanza sul sistema degli appalti e dei subappalti e chiediamo che venga messa in atto una campagna straordinaria di informazione a tutti i livelli, aziende, lavoratori e scuole. La segretaria generale della CGIL del Veneto Tiziana Basso ha rilanciato la proposta di una patente a punti che fissi per le aziende standard qualitativi indispensabili a garantire la sicurezza nei cantieri, assieme ad un potenziamento dei servizi dell'Ispettorato del Lavoro e della Medicina del Lavoro. Appellandosi anche alla società civile, il segretario generale di UIL Veneto, Roberto Toigo, ha chiesto uno sforzo straordinario in cui tutti, istituzioni, parti datoriali e sociali, alzino ulteriormente il livello di intervento.